Taglio del nastro questa mattina in via Horus a Padova presso il campus biomedico Pietro D'Abano per il nuovo centro per la terapia cellulare del diabete. 2 piani, quelli della facility, 300 metri quadri di corridoi e laboratori in cui biologi e biotecnologi in condizioni di estrema sterilità degli ambienti produrranno sieri con insule pancreatiche. Assoluta novità per Padova che diventa ancora una volta il riferimento per il Veneto. Non sottoponiamo il paziente a un intervento chirurgico. Viene fatta una infusione delle cellule percutanea dai radiologi e questo consente di ridurre le morbidità e i rischi. Tecnica con cui curare i malati di diabete evitando di ricorrere al trapianto del pancreas e dei reni nei casi più gravi. Questo è un tipo di facility che non è presente in Veneto, non è presente nel nord-est. In Italia ci sono solo 2 centri che fanno questa attività e sono entrambi a Milano. Quindi andiamo a soddisfare alcuni dei bisogni dei pazienti della nostra regione. Un progetto che diventa realtà grazie anche al finanziamento pari a 1.380.000 euro da parte della Regione del Veneto. Iniziando questa attività noi mettiamo a disposizione tutti i trattamenti possibili per il diabete, perché il trapianto di pancreas lo facevamo già, le infusioni di insulina ovviamente vengono fatti, mancava proprio la possibilità del trapianto di insule, che è anche quella forse che ha il futuro più importante, insomma, per cui credo che adesso in Veneto noi possiamo veramente scegliere per ogni singolo paziente qual è il trattamento migliore.